governo e i risvolti per il Veneto. Oggi l'ultima tornata di consultazioni e si discute su un possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e PD. Massimo Cacciari dice: il nuovo esecutivo cancellerà l'autonomia. Il governatore del Veneto Zaia ribadisce nuovamente che si deve andare al più presto al voto e sul fronte autonomia dice: cambiano i governi ma non il nostro obiettivo. Parafarmacia di Castelfranco nel mirino di un truffatore che prometteva pubblicità su siti e riviste, denunciato un 60enne. Cena a base di sushi, poi mal di pancia e vomito. In 12 sono stati colpiti da una gastroenterite virale, 2 i focolai causati dal norovirus. Ad Osson domani i funerali della giovane mamma nigeriana che ha scelto di non curarsi per dare alla luce la sua bimba. La sua ultima casa è stata una stanza dell'hospice dove ha potuto stare accanto fino all'ultimo al marito e alla piccola. Turismo in crescita a Treviso. Nel 2019 è stato registrato un aumento delle presenze del 13% rispetto allo stesso periodo di 2 anni fa. Da gennaio a maggio 2019 le presenze sono state 132.000. Rispettivamente 100 e 105 anni, Ponte di Piave festeggia Maria e Lucia che raccontano il segreto per tagliare un traguardo così importante. Questi i titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque per fare il punto sulla crisi di governo e i risvolti per il Veneto, mentre si sta per concludere la seconda e ultima giornata di consultazioni, continuano i commenti su un possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per formare il nuovo esecutivo che sarà molto attento, si dice da più parti, alle istanze delle regioni del sud, bacino elettorale sul quale da tempo si combattono Lega, Grilleni e Democratici. Altro che autonomia del Veneto, il prossimo esecutivo sarà molto attento alle regioni del sud, vero campo di battaglia elettorale per la politica italiana. A confermarlo anche il professor Massimo Cacciari, da sempre scettico sull'attuale progetto autonomista regionale. Il problema delle autonomie, vede come è stato impostato, è semplicemente irrisolvibile. Sono chiacchiere, perché così come è stato impostato provocherebbe un tale buco nel bilancio pubblico che diventerebbe insostenibile. Quindi secondo lei verrà come dire, abbandonato da questo nascente governo? Infatti non c'è assolutamente nei 5 punti di Zingaretti. Tutto questo, sottolinea Cacciari, conseguenza di una scelta quasi obbligata da parte di Salvini. Salvini si è trovato ormai a dover affrontare i grandi temi economici e finanziari del Paese e doveva rispettare obiettivi fondamentali del suo progetto, del progetto di tutta la destra italiana, flat tax, soddisfazione delle esigenze delle regioni del nord, eccetera. Sapeva benissimo di non avere assolutamente i mezzi per soddisfare queste esigenze e allora ha tentato la carta del blitzkrieg, andare a elezioni, vincere tutto, eccetera. E il blitzkrieg gli è andato male, sembrerebbe essergli andato male, quasi sicuramente gli è andato male. Economia e bacino elettorale del Meridione, quindi i punti cardine su cui dovranno ripartire i partiti, sia per un governo a lunga gittata che anche solo per arrivare ad elezioni in primavera. Dimostrazione, secondo Cacciari, della profonda spaccatura già esistente tra Nord e Sud Italia. Tanto per non farci mancare nulla, il Paese, oltre ad andare a rotoli dal punto di vista economico, produttivo, industriale, della formazione, dell'occupazione giovanile, eccetera, andrà a rotoli ancora di più per quanto riguarda la sua strutturale divisione interna tra Nord e Sud. Cioè è un Paese davvero che sta attraversando una crisi di sistema a 360 gradi. Le forze politiche la stanno affrontando in questi termini indecenti e avanti popolo. Con questo, diciamo, fra virgolette, ribaltone, come lo chiamano molti, il Veneto ci guadagna o ci perde? Tale e quale. Ci perde se noi vediamo, se noi stiamo dietro ai deliri autonomistici. Per il resto è tutto perfettamente uguale, ovviamente. Intanto il governatore del Veneto Zaia spiega che anche se i governi cambiano, non cambia l'obiettivo, quello di arrivare all'autonomia. Governatore, intanto come la vede ad oggi la situazione a Roma?
Ma guardi, direi 1x2, visto che è in mano al Presidente della Repubblica, la Costituzione prevede questo e siamo in una fase di consultazione anche quindi di massimo rispetto. Per quel che mi riguarda, davanti all'immobilismo, ai no e a tutto quello che non è accaduto, in primis l'autonomia, direi che andare alle urne sarebbe la soluzione migliore, sanificatoria e si riparte da zero. Però proprio parlando di autonomia, proprio pochi minuti fa Di Maio ha detto è uno dei 10 punti che noi abbiamo presentato al Presidente della Repubblica come insindacabili. Ma guardi, posso dire, il latino dice scusatio non petita, accusatio manifesta, cioè scusarsi senza che qualcuno ti abbia accusato vuol dire che sai di aver commesso qualcosa, no? Dopo 14 mesi che sei vicepresidente del Consiglio, parlo di Di Maio, che sei ministro della Repubblica, che governi assieme alla Lega, io immagino che magari qualcosa dell'autonomia potevi fare. Invece la verità qual è? Non hanno fatto nulla. Anzi Di Maio, ricordo io cosa ha detto, qualche settimana fa ha detto dopo 14 mesi di governo darò vita a una commissione di accademici napoletani che dovranno valutare l'autonomia del Veneto. Io non c'ho niente contro gli accademici napoletani, sia chiaro, ma se vuoi fare le commissioni per valutare i miei lavori, i nostri lavori, le fai 14 mesi fa, al primo mese di mandato di governo, non me le fai dopo 14 mesi, è una presa in giro. Vi ricordo che il Presidente del Consiglio aveva detto che a febbraio 2019 chiudeva sull'autonomia, siamo a agosto, io non so che calendario hanno a Roma. Per il Veneto un governo PD 5 Stelle quanto perde? Ma guardi, è ovvio che se si fa un governo così lo si fa contro noi, contro il nord, contro le partite IVA, contro i nostri territori, mi sembra logico questo, no? Ormai c'è qualcuno che ha abdicato a venire qui nei nostri territori a parlare, a farsi vedere. Però, guardi, io dico questo, siamo stati assolutamente severi col governo del PD quando c'erano loro per l'autonomia, lo siamo stati anche con questo governo. Parlano da solo i giornali, le tv, tutto quello che ho fatto, che ho detto, eccetera, lo saremo anche con i prossimi governi. Io l'ho detto, saremo come un nido di vespe. 2.328.000 veneti sanno che è una salita importante, ma noi siamo di scalatori, ce la faremo. Alla fine, come ho portato a casa il Prosecco dopo 10 anni, ho portato a casa le Olimpiadi, tutti dicevano che non si potevano fare, porteremo a casa anche l'autonomia. Ma non lo dico perché va bene dirlo, lo dico perché il referendum è la forza che abbiamo. Questo lo dedico a tutti quei che dicevano Zaia butta via i soldi, non serve il referendum. Adesso capite perché lo dicevano, perché avevano paura. Il referendum sarà il tormento di tutti i governi che ci saranno a Roma. E adesso facciamo il punto su quanto sta accadendo con il nostro direttore Luigi Bacialli. Se l'intervistato non fosse un noto e apprezzato sociologo e politologo, sembrerebbe quasi una barzelletta. Paolo Feltrin ha detto ai nostri microfoni che è più probabile che siano il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in un eventuale governicchio a fare molto per l'autonomia, a fare addirittura più di quanto non abbia fatto Matteo Salvini come leader della Lega e vicepresidente del Consiglio. Adesso, ammesso e non concesso che Salvini non abbia fatto molto per l'autonomia, ed è anche vero però che Salvini avrebbe potuto prodigarsi ben di più, è difficile pensare che i grillini, soprattutto a Roma, visto che quelli veneti qualcosa a parole hanno fatto, e il Partito Democratico che si è sempre opposto all'autonomia, adesso siano così in una fase mistica tale da convincerli a portare avanti questa grande riforma che è stata bloccata in più occasioni, addirittura sono passati 669 giorni, pensate, da quel referendum. Pensate se un governo PD e 5 Stelle così avesse come priorità l'autonomia. Ripeto, è una barzelletta o comunque una previsione assolutamente azzardata, uno scenario inimmaginabile. Resta il fatto che da queste consultazioni la speranza è che non esca appunto una mucchiata, un gruppo di avvitati alle poltrone che pur di non perdere i loro privilegi si mettono assieme con quali prospettive? Nessuna, con quella di fare un altro naufragio e di dover tornare alle urne più avanti, di mandare a ramengo una manovra che invece dovrebbe affrontare un governo capace di far fronte a questi problemi drammatici. Ecco, il Presidente Mattarella noi speriamo che
dia la prevalenza al cardine della democrazia, che è la sovranità popolare, di cui si parla tanto ma che poi nei fatti è pochissima, che non dia un altro schiaffo agli elettori, soprattutto ai veneti che all'autonomia credono e che sperano che ci sia un governo che finalmente la porti avanti. Dalle urne potrà uscire il centro-sinistra, il centro-destra, chiunque potrà vincere le elezioni, l'importante è che al popolo bue, che è sempre bistrattato, mortificato e svillaneggiato, si offra almeno la possibilità di scegliere votando. Scegliere poi, ripeto, non gli uomini e le donne che andranno in Parlamento, ma se non altro una compagine che li possa rappresentare. Basta con queste scelte a tavolino, con queste decisioni prese dall'alto. Siamo ancora, per fortuna, in una democrazia, quindi il Capo dello Stato su questa strada, secondo noi, dovrebbe andare avanti. La cronaca adesso, domani mattina ad Osson, i funerali della giovane mamma nigeriana che ha scelto di non curarsi per dare alla luce la sua bambina. La sua ultima casa è stata una stanza dell'hospice. Vestita di bianco come una sposa, così verrà sepolta Gloria Bibo, la giovane mamma di origini nigeriane che ha scelto di non tentare di curare il tumore al seno scoperto in gravidanza, sacrificandosi per la sua bambina. In molti domani mattina alle 10:30 ad Osson vorranno dirle addio, colpiti dal coraggio e dall'amore di Gloria per la sua piccola Greta. La 29enne, arrivata anni fa in Italia su un barcone, è morta domenica alla casa dei Gelsi, dove per una settimana hanno potuto stare con lei la bambina di appena 3 mesi e il compagno Samuele Nascimben. Gloria era molto felice di questo, perché le sembrava di essere a casa. Ho passato una settimana qui tutti assieme, finché poi sabato la sua malattia ha avuto un decorso molto veloce e ce l'ha portata via in modo fulmineo. Eccola la camera che ha accolto Glory, Samuele e Greta e chissà quante altre famiglie prima di loro. Una stanza che diventa casa, una parentesi brevissima di normalità. Noi pensiamo che il segreto sia veramente nell'accoglienza, e accoglienza vuol dire accogliere le persone, non solo il malato ma anche i familiari nella loro globalità, tutti. Quindi sia il malato che i familiari sono coinvolti, sono presi per mano e accompagnati lungo il percorso di malattia. Solo se si coinvolge il malato e la sua famiglia si possono attivare delle risorse anche inaspettate in chi stiamo seguendo, perché si sente accolto, sostenuto e sicuro. I bambini sono legittimati a essere bambini, a essere figli e a essere parte viva nel percorso di malattia della famiglia e del malato. Questo consente di rendere il percorso di cura nell'apice massimo della naturalità. Aiutarli a vivere quel momento rende possibile anche in qualche modo accettare che mamma o papà se ne deve andare. Adesso una notizia che troviamo sul sito di Treviso Today: perde il controllo dell'auto sul Romea, famiglia trevigiana in ospedale, brutto incidente stradale intorno alle 16 sulla statale Romea tra il Reno e Ponte Bellocchio. Una famiglia originaria di Motta di Livenza stava percorrendo la statale da Ravenna in direzione Venezia, nel tentativo forse di sorpassare un camion ha perso il controllo ed è finita sul bordo della strada per poi ribaltarsi. Al suo interno c'erano il padre al volante, la madre e la figlia di 20 anni, tutti appunto al pronto soccorso. A Castelfranco la titolare di una parafarmacia del centro, vittima di un truffatore seriale. Convinta dalle sue insistenze, aveva accettato di affidarsi a lui per inserti pubblicitari su siti e riviste specializzate, consegnandogli un acconto di quasi 1.000 euro con il quale l'individuo si è dileguato senza farsi più trovare. Dopo una breve indagine, i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per truffa un 60enne di origini pugliesi residente nel Bresciano. A più riprese l'uomo si era recato in una parafarmacia del centro di Castelfranco, offrendo alla titolare dei servizi pubblicitari, in
particolare online e su pubblicazioni di settore. Dell'acquisto e della cura degli spazi si sarebbe occupato lui, ma avuti i soldi è sparito. Mettendo insieme i filmati delle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze e altri dati, i militari sono arrivati al truffatore seriale, non nuovo a raggiri di questo genere. Il sospetto è che anche altri commercianti castellani siano stati truffati allo stesso modo. In quel caso i carabinieri invitano le vittime a farsi avanti e denunciare il soggetto. Cena a base di sushi, poi mal di pancia e vomito. In 12 sono stati colpiti da una gastroenterite virale. Ferragosto da dimenticare per 12 appassionati di cibo orientale, nausea, vomito, diarrea dopo aver consumato del sushi acquistato in 2 ristoranti della zona dell'Asolano e del quartiere del Piave. Le verifiche dell'ULSS 2 hanno permesso di scoprire la positività dei 12 soggetti al cosiddetto norovirus. Sono persone che hanno mangiato in un caso cibo da asporto, nell'altro in un ristorante sushi, ma più specificamente una insalata di alghe. Si è quasi certamente trattato di una sfortunata partita confezionata a livello internazionale, che è stata inviata in vari ristoranti del mondo e che ha interessato un episodio simile al nostro in Spagna e uno appunto registrato da noi a Treviso. Che si trattasse di una gastroenterite virale, i sanitari lo hanno determinato con accurate analisi eseguite nei laboratori della microbiologia del Cafoncello, non prima però di aver scartato infezioni più comuni. Noi abbiamo controllato le coproculture e soprattutto i germi più importanti responsabili di gastroenteriti, vale a dire la salmonella e la shigella. Esclusi questi germi che non erano presenti, abbiamo fatto una ipotesi che si trattasse di un virus e questa ipotesi è andata a buon fine. I 12 sfortunati si sono rimessi in un paio di giorni. Il lavoro dell'ULSS è proseguito però con le verifiche nei locali da cui i focolai di contagio hanno avuto origine. Ovviamente abbiamo messo in atto tutte le procedure di controllo, di verifica, identificato appunto che si trattava di una partita di alghe che arrivano nei ristoranti già confezionate. Riteniamo che il problema sia oggi contenuto. Guida senza patente, mancata assicurazione, revisione del veicolo scaduta e circolazione con veicolo sequestrato. Sono queste le violazioni accertate ieri a carico di un 21enne pakistano residente a Treviso da una pattuglia della polizia locale. Da un primo controllo dei documenti è emerso che la macchina non era revisionata mentre l'assicurazione era scaduta quasi da 6 mesi, irregolarità peraltro già sanzionate per la quale il mezzo era sottoposto a sequestro. Il conducente non è stato poi in grado di esibire neppure la patente di guida, un vero record negativo, commentano dalla polizia locale. Per lui sanzioni per 3.900 euro oltre al sequestro definitivo del mezzo. E ieri sera 20:10 è stato ospite proprio il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, con il quale abbiamo parlato di sicurezza in città, con i dati relativi al DASPO, ma anche con una importante novità che arriverà in città. Sentiamo. Sono dati freschissimi perché sono dati dal 1 gennaio 2019 al 13 agosto di quest'anno. Abbiamo elevato esattamente 74 DASPO, esattamente 40 per l'utilizzo di bevande alcoliche in aree vietate e 34 verbali per manifesta ubriachezza. Tenendo conto che nel 2018 erano stati 42 e nel 2017 35, devo dire che sono dati estremamente importanti che testimoniano un'operatività veramente a 360 gradi. Tenendo conto che tra l'altro Venezia giustamente ha accennato stamattina sui giornali che hanno emesso 100 DASPO e Venezia sappiamo qual è la portata dei turisti in quella città, dire 74 DASPO a Treviso con i 100 di Venezia testimonia questa grande azione che stiamo facendo
sostegno. Si è parlato di droni anche a Treviso, certo, no? Certo, e siamo proprio addirittura d'arrivo, quindi credo di dare una notizia in anteprima ad Antenna 3. Stiamo proprio affidando in questi giorni l'assegnazione per l'acquisto di 2 droni, poi inizierà anche il periodo di addestramento di 5-6 agenti. I droni sono uno strumento estremamente flessibile, può essere utilizzato veramente in tantissime occasioni, dalla protezione civile in caso di incidenti, pure per il rilievo degli incidenti stradali, può essere utilizzato per lo spaccio della droga, può essere utilizzato per rilevare eventuali abusi edilizi, può veramente essere utilizzato in ogni modo. Io l'esperienza, come diceva lei giustamente, l'ho acquisita l'anno scorso a Bibione con il commercio abusivo, che ha dato veramente ottimi risultati, quindi io credo che nel giro di un mese avremo già i droni acquistati, poi servirà ancora un paio di mesi per addestrare i piloti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Treviso. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare di scuola perché anche il sindacato non nasconde le preoccupazioni per i problemi che pesano sull'avvio delle lezioni, carenza di docenti e insufficienza di aule su tutti. Il problema, un grosso problema appunto sarà ovviamente i posti che rimarranno liberi e saranno consegnati a supplenti, soprattutto nelle scuole di secondo e primo grado, e poi effettivamente il problema per i docenti di sostegno. La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà per gli studenti veneti l'11 settembre e con un copione che si ripete puntuale ad ogni avvio delle lezioni si deve fare i conti con i vecchi problemi. La carenza di docenti da un lato e dall'altro la crescente domanda degli studenti con la conseguente mancanza di aule per ospitarli. Le premesse non sono delle migliori e i tempi sempre più stretti. Questa mattina nell'ufficio scolastico regionale a Mestre l'assegnazione delle cattedre vacanti per le scuole della Marca Trevigiana. Difficile al momento, spiega Marta Biotto della FLC CGIL, dare numeri precisi su quante saranno quelle non attribuite, ma resta il nodo legato ai posti di ruolo che rimarranno scoperti per assenza di candidati. Bisogna avviare urgentemente il concorso per le scuole secondarie di secondo grado. Un esempio per tutti: le cattedre di matematica non riusciranno ad essere completamente coperte e quindi saranno assegnate a supplenti. C'è poi la questione della carenza di classi. A Treviso l'Istituto Tecnico Economico Riccati è alla ricerca di spazi per un centinaio di studenti già iscritti che rischiano di rimanere senza aule. Situazione simile al liceo artistico, dove per ospitare i ragazzi si potrebbe essere costretti ad occupare i laboratori. Ma c'è un'ulteriore questione che impensierisce il sindacato. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale quindi non ci sarà più, sarà un posto vacante e speriamo che questo non impedisca nel procedere con alcuni provvedimenti. Non abbiamo bisogno di aspettare come dire, che qualcuno si assuma la responsabilità nel firmare i provvedimenti. Contarina ha confermati i nominativi del nuovo Consiglio d'amministrazione a seguito della valutazione svolta da un esperto esterno dei requisiti tecnici previsti dallo Statuto dell'azienda. Oggi l'Assemblea dei soci di Contarina ha deliberato le nomine del nuovo Consiglio d'amministrazione designate qualche settimana fa dai sindaci del Priula. L'Assemblea, presieduta da Giuliano Pavanetto, presidente del Consiglio di Bacino Priula, socio unico di Contarina, ha confermato tutte le candidature dell'unica lista presentata per il rinnovo delle cariche sociali. Il CDA in carica per i prossimi 3 anni sarà guidato dal nuovo presidente Sergio Baldin, ex sindaco di Altivole, a cui si affiancheranno 4 consiglieri: Lisa Labrozzi, Luciano Mondin, Roberta Tedeschi e Franco Zanata. Festa a Ponte di Piave per i 100 anni di Maria Gian e i 105 anni di Lucia Augusta Forner. Dai Maria. Un cincin con figlie e nuore per festeggiare un compleanno importante, 100 anni. Maria Gian taglia il traguardo del secolo, circondata dall'affetto dei familiari, con gli auguri del sindaco del suo paese, Ponte di Piave, Paola Roma, che le consegna un mazzo di fiori. La signora Maria racconta la sua vita non certo facile, il duro lavoro e le ristrettezze economiche. De belli ho fatto poco. Poco perché manca i skate.
Si commuove più volte quando ricorda la malattia del marito e poi il dolore per la morte del compagno di una vita e delle amate sorelle. Poi gli occhi tornano a riempirsi di lacrime quando invece parla dell'amore dei suoi figli. Mi ringrazio il Signore dei miei figli perché non mi fa mancare niente. Da Ponte di Piave a Levada, dove c'è un altro compleanno da festeggiare, quello di Lucia Augusta Forner, che di candeline ne spegne ben 105. Anche per lei un colorato mazzo di fiori e gli auguri della prima cittadina. Poi via ai ricordi, il lavoro, la passione per il ricamo e orgogliosa mostra la tovaglia realizzata da lei a 90 anni. Il giorno più bello, quello della prima comunione, ci racconta perché la preghiera ha un ruolo importante nella sua vita. Accanto a lei i figli, gli 8 nipoti e altrettanti pronipoti. Quando poi le si chiede il segreto per arrivare a 105 anni... Il segreto? Sì. Ma io non posso esprimerlo proprio a fondo. Vi dico, pregate, 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 che non sbagliate mai. Un consiglio arriva anche per i più giovani. Invece di avere rabbia, avevo gioia. E la gioia porta avanti. Per la signora Lucia la chiave di tanta longevità è vivere ridendo, pregando, scherzando e cantando. Ai tuoi piedi e alla grazia a tua divina. Turismo in crescita a Treviso. Nel 2019 è stato registrato un aumento delle presenze del 13% rispetto allo stesso periodo dei 2 anni precedenti. Da gennaio a maggio 2019 le presenze sono state 132.000 contro le 105.000 del 2017. Dati, quelli elaborati dalla Regione Veneto sul turismo nelle città capoluogo, giudicati assolutamente incoraggianti da Casugana. Quella registrata da Treviso è la maggiore variazione percentuale tra i capoluoghi del Veneto. Non ci vogliamo fermare qui, commenta il sindaco Mario Conte, introdurremo il biglietto unico per i musei e la messa in rete del patrimonio artistico, coinvolgendo la Curia e Fondazione Cassamarca. E adesso è il momento di vedere le notizie principali dal Bellunese. In primo piano anche qui la crisi di governo che non mette a rischio i fondi già stanziati per i danni causati dalla tempesta Vaia. Resta però l'incognita autonomia. Busseremo alla porta di qualsiasi ministro per gli affari regionali, ha detto oggi l'assessore regionale Giampaolo Bottaccine, che con i colleghi rappresentanti del Carroccio in regione e in Parlamento ha incontrato la stampa. L'appuntamento è al quartier generale della Lega Bellunese in via Masi Simonetti. Al tavolo sono seduti i parlamentari Paolo Saviani e Mirko Badole, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccine e il consigliere regionale Franco Gidoni. La crisi era nei fatti, esordisce il senatore Paolo Saviani. A lui spetta l'elenco dei temi oggetto del contratto sottoscritto 14 mesi fa col Movimento 5 Stelle, rimasti lettera morta, e dei risultati ottenuti. La critica feroce è tutta indirizzata all'intervento di Conte e alla modalità con cui si è arrivati all'epilogo del governo targato giallo-verde. Le commissioni d'inchiesta nei confronti del fallimento delle banche, che sarà paragone, il noto paragone di 5 Stelle insieme a chi la farà? Con la Boschi? Non lo so. Mi chiedo, reddito di cittadinanza o Jobs Act? Di Maio o Renzi? Quale sarà la soluzione? Ecco, queste sono le domande che i cittadini italiani stanno aspettando ovviamente per avere delle risposte. Il consigliere Gidoni parla da navigato ex parlamentare. Lui all'epoca della caduta del governo Berlusconi sedeva a Montecitorio. Stavolta si è lavorato di fino, non sullo spread, il telaio era il Quirinale, spiega, immaginando già un autunno più che caldo e rovente. L'ipotesi di un accordo col PD intollerabile. Fare rinascere il PD sicuramente non è una cosa positiva, ma non per la Lega, per gli italiani, quindi è una cosa che riteniamo insostenibile. I nodi rimasti aperti sono tanti, dallo sblocca cantieri inutile senza i decreti attuativi alla riforma della giustizia, alla partita dell'autonomia. Saremo una spina nel fianco per sollecitare l'autonomia. È un processo irreversibile. Noi batteremo la porta, busseremo alla porta di qualsiasi ministro per gli affari regionali, ci sarà, perché dobbiamo portarlo a casa assolutamente. È una cosa che chiede la gente. In cassaforte, per fortuna, i fondi destinati al Veneto per i danni della tempesta Vaia. I fondi stanziati per Vaia sono al sicuro, sono già in una cassaforte e quindi si tratta solo di definire appunto i piani degli interventi, ma quello vengono definiti a livello tecnico dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, rimane in carica, quindi nulla cambia.
Si riverserà su Belluno il traffico che per i prossimi 3 mesi sarà deviato a causa della chiusura del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Condivisione dell'auto e uso dei mezzi pubblici, suggerimenti da Palazzo Rosso per limitare gli inevitabili disagi. Gli ultimi dettagli operativi sono stati esaminati in un vertice che si è tenuto in prefettura e la mobilitazione è generale. Belluno si prepara ad affrontare uno dei periodi più critici per la viabilità cittadina a causa dei lavori che da lunedì prossimo fino a novembre richiedono la chiusura totale del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Si determineranno situazioni molto complesse nella zona di San Gervasio, soprattutto a causa del passaggio a livello che quando si chiude ovviamente determina dei tempi di percorrenza molto più elevati, code molto lunghe, ma anche via Lungardo, via San Biagio, la zona di Baldenic, tutta via Vittorio Veneto e naturalmente la rotatoria della Cerva e via Col di Lana e il ponte degli Alpini. Una ricetta per ridurre i disagi non c'è, tutto dipenderà da noi cittadini, dalla nostra capacità di adattarci alla situazione e di modificare le nostre abitudini. Cercare di condividere il più possibile l'automobile per andare al lavoro, per esempio, cercando quindi di ridurre il numero di veicoli in transito, oppure prendere maggiormente l'autobus o la corriera, quindi cercare di utilizzare mezzi alternativi all'auto. Partire prima, usare i percorsi alternativi studiati a tavolino che vedono in via Vittorio Veneto, Marisiga e la Sinistra Piave le uniche possibilità per limitare al minimo gli imbottigliamenti che in alcune fasce orarie saranno inevitabili. Ricordo che il tratto autostradale che collega Cadola con Longarone è un tratto gratuito e che quindi è opportuno in alcune situazioni utilizzarlo proprio per, diciamo, come alternativa rispetto al ponte di Rione Santa Caterina. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento subito dopo di noi con 20:10 in studio Paolo Quaggio della CIA di Venezia e il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin. Con loro parleremo di patrimonio UNESCO e Prosecco di Pianura. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, come sempre previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al Meteo. Quella di venerdì 23 agosto sarà una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità sul nostro territorio, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino ci attendiamo qualche piovasco sul Bellunese e sul Trevigiano, mentre altrove si manterrà in genere più stabile. Col passare delle ore l'instabilità potrebbe riguardare anche il resto della regione, con occasionali acquazzoni a carattere sparso e localmente anche intensi. Temperature stazionarie minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono dei piovaschi sparsi, specie sulle aree montuose e in pianura, meno probabili tuttavia sulle coste, dove sarà in genere più soleggiato. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi. Sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, con isolati acquazzoni alternati tuttavia a schiarite maggiormente asciutte e soleggiate. Temperature minime sui 18 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.